Un resort di lusso con 130 camere, piscine, saune e percorsi benessere a Torre Salsa tra Siculiana e Montallegro. Un percorso alberghiero munito di tutti i pareri tecnici previsti, già approvato. Nei giorni scorsi il via libera della Giunta Comunale al piano di rateizzazione degli oneri concessori. Adesso sarà rilasciata la concessione edilizia e poi partiranno i lavori. A realizzarlo sarà la Adler, società tedesca che si occupa di hotel di lusso e country chic. Una notizia che spezza in due l'opinione pubblica e che appare come un déjà vu. Come non ricordare nel 2013 il via alla costruzione delle villette di lusso per VIP sulla collina di Lido Rossello e Realmonte, progetto interrotto dai moti ambientalisti. Per il sindaco di Siculiana Leonardo Lauricella si tratta di un importante investimento che avrà effetti positivi per il territorio. Noi, continua il primo cittadino, puntiamo sul turismo per rilanciare la nostra economia nel rispetto delle regole dell'ambiente. Non possiamo pensare che le strutture turistiche del nostro territorio debbano essere destinate solo all'accoglienza dei migranti, ma occorre incentivare i flussi turistici e, continua Lauricella, incoraggiare gli investimenti ecocompatibili che, oltre a valorizzare il territorio con le sue peculiarità paesaggistiche e ambientali, creano nuove opportunità di lavoro per i giovani nel settore turistico ricettivo. Gli spa e resort della società Adler in Italia sono tutti immersi nella natura tra charme e lusso. Vengono proposte ai turisti le eccellenze enogastronomiche regionali e i prodotti agroalimentari del territorio. La struttura è in progetto nell'Agrigentino, oltre ad integrarsi perfettamente nel contesto ambientale della vicina Torre Salsa per le soluzioni architettoniche adottate, l'inserimento nel paesaggio e i materiali utilizzati è concepita, si legge nella descrizione, per soddisfare le esigenze attuali e future di una clientela di qualità alla ricerca del benessere psicofisico in un contesto di una natura incontaminata. Non sono dello stesso parere gli ambientalisti che già tuonano contro il resort titolato come l'ultima follia al confine con la riserva naturale di Torre Salsa gestita dal WWF.